Per l'Alta Marca Trevigiana, il posto più vicino per fare paracadutismo è Belluno. Siamo venuti fin qui per raccontare questa disciplina in occasione dei campionati mondiali. In questa gara quest'anno in pratica è un po' particolare col discorso del coronavirus che ci ha in pratica tarpato le ali, ma sennò mediamente abbiamo dalle 42 alle 45 squadre che provengono da tutto il mondo. Noi come associazione abbiamo un nutrito numero di soci, siamo circa una trentina, che vengono un po' dappertutto. Belluno, a livello bellunese ce ne sono pochi, ma zone limitrofe, Pordenone, Treviso, Vicenza, ce ne sono insomma. Queste attività sono un po' particolari, nel senso che fanno paura a chi non le ha mai praticate. Ci sono però una serie di meccanismi di sicurezza. Certamente, allora la paura è una cosa predominante dell'uomo. La paura è quando si va incontro all'ignoto, ma qui di ignoto non abbiamo nulla, cioè si segue un corso per arrivare a fare paracadutismo seguito da istruttori validi, certificati, e abbiamo tutte le attrezzature che corrispondono a una linea di sicurezza massima. E quali sono le sensazioni che si provano in un lancio? Nel senso che il primo come il 20° sono sempre unici. Allora, iniziando si scopre un po' di adrenalina e di un po' di timore, non chiamiamo timore ma una giustificata sensazione di malessere, però dopo con gli anni in pratica si impara a viverla nel pieno di questo sport, che è uno sport che noi non lo facciamo sul campo ma lo facciamo per aria. Allora, questa competizione comprende squadre di 5 competitori che saltano tutti quanti all'altezza di 1000 metri, tassativa per tutti in pratica. Utilizziamo l'elicottero perché è il più veloce in assoluto a determinare una sequenza abbastanza regolare della competizione. Dicevo, 5 competitori che atterrano in quel materasso là, di cui il diametro più piccolo è di 2 cm. Quella è la minor penalità che può prendere, cioè 0 punti di penalità. Più ci sia distanza dal centro viene determinato il punteggio che fa il competitore. La somma di entrambi i competitori determina il punteggio di manche. Noi in questa gara e in tutte le gare del circuito facciamo 8 manche per ogni squadra. Allora qui è un'idea che è nata 31 anni fa, appunto di unire soprattutto i team professionistici, che sono i team militari, con i team dei gentleman, ovvero quelli che lo fanno per diletto. Così si potevano confrontare tutte queste realtà, cosa che invece sarebbe potuta avvenire solo in pochissime gare. Noi abbiamo avuto questa idea, ha avuto un grande successo, siamo la località che ha più iscrizioni proprio a livello europeo. E che cosa significa organizzare un circuito di questo tipo? Quanto lavoro c'è dietro? Allora, c'è un lavoro di costruzione di 31 anni, non è che in 31 anni io abbia organizzato questa manifestazione, è che le idee si sono sviluppate e plasmate nel corso degli anni, che comunque abbiamo affinato e il nostro nome è cresciuto tanto da avere tutte queste squadre, però sicuramente il lavoro di organizzazione della singola competizione parte sempre da lontano.